Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Indagine della Guardia di Finanza a Siracusa. I finanzieri hanno portato alla luce fatti di corruzione, concussione e rivelazione di segreto d'ufficio ad opera di dirigenti e funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i quali in cambio di utilità di varia natura avrebbero condizionato la pianificazione e l'esito dell'attività ispettiva in favore di diversi soggetti economici. Trema di nuovo la terra in Sicilia, nuova scossa di terremoto al largo delle isole Eolie. A portare i dati del sisma sono gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Magnitudo 3.1 è avvenuto nella notte nella zona del Tirreno meridionale al largo di Stromboli intorno alle 6:49. Restiamo alle Eolie, prenderanno il via oggi i lavori di realizzazione delle opere idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio di esondazioni nei torrenti San Vincenzo e Montagna Russo sull'isola di Stromboli. Gli interventi si sono resi necessari dopo gli intensi fenomeni atmosferici che hanno flagellato l'isola lo scorso novembre. Incontro Schifani-Urso sulla vertenza Lukoil. L'incontro con il ministro Urso, ha sottolineato il governatore della regione Sicilia, è la dimostrazione della grande sinergia tra governo regionale e governo nazionale, un patrimonio che può dare grande serenità a tutti i siciliani. Oggi, ha detto il ministro Urso, possiamo dire di avere ben chiuso il caso Lukoil. Oggi scattano le sanzioni nei confronti del petrolio russo, ma i cancelli resteranno aperti. L'ISAB continuerà a produrre. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.